God Save the Wine, siamo al Due Torri in pieno centro a Roma con Matteo Fongaro che è completamente rilassato nonostante 3 giorni di assalto a Vinitaly al Durello. Le bollicine vanno di moda, però il Durello è qualcosa di più di una moda. 3 parole per spiegarci il Durello. Diciamo che la cosa fantastica della nostra azienda è proprio quella che come messaggio principale Fongaro uguale metodo classico, perché noi facciamo solo rifermentazione in bottiglia con questo vitigno tipico della zona tra Verona e Vicenza, che il nome dell'uva è Durella, diventando vino diventa Durello. La cosa fantastica qual è? Che avendo questa alta acidità l'uva, nel vino c'è questa freschezza, sapidità, questa pulizia e questo sentore, questa caratteristica fa sì che si riesca a differenziarsi da tutte le altre bollicine. Quindi anche alla cieca vi assicuro che in mezzo a tante altre eppure buonissime denominazioni non stiamo parlando di più buono, più cattivo, stiamo parlando di particolarità, che è la bellezza dell'Italia, no? Le particolarità, e quindi se avete allungate un po' il passo dopo Verona e vi trovate ai Monti Lessini, giusto? Esattamente, io dico sempre una cosa, non esiste più buono, dipende sempre uno cosa è abituato a bere. Diciamo che con i nostri vini, con i nostri spumanti si ha l'opportunità di allargare le vedute del metodo classico. E allora allarghiamole ben volentieri. God Save the Wine. Grazie mille.